Bentornati in studio, parlavamo poco fa di difficoltà di trovare manodopera per quanto riguarda i campi, la stessa difficoltà ce l'ha anche Ance Verona che lancia un appello, un allarme più che un appello e dice l'edilizia non trova operai specializzati, 6 annunci su 10 cadono nel vuoto, mancanza di manodopera, aumento dei costi dei materiali e incertezza normativa, insomma è un mix davvero esplosivo. Abbiamo in collegamento il presidente Carlo Trestini. Benvenuto presidente. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Dicevamo, caspita, paradossalmente c'è lavoro, mancano le persone per lavorare. Sì, paradossalmente dopo tutte le paure che avevamo a seguito della pandemia e di quello che stiamo vivendo, invece ci troviamo in una realtà con una grande richiesta di lavoro, sia per quanto riguarda il 110, ma non fermiamoci al 110, ci sono tutti i lavori del PNR, c'è una ripresa dell'economia, della manodopera in generale. Un po' ce l'aspettavamo che dopo i periodi di crisi ripartisse il nostro settore e la mancanza di manodopera potesse essere un problema. Certo non a questo livello, oggi come ha detto giustamente lei ci troviamo nella mancanza completa di qualsiasi professionalità, cioè, non parliamo solo di operai specializzati, qualificati, ma parliamo dal singolo lavoratore a tecnici professionisti, noi tecnici che ci seguono i cantieri, cioè oggi è quasi per assurdo stiamo rinunciando a lavori, stiamo bloccando l'aumento della possibilità di fatturati e di PIL proprio per la mancanza di manodopera. E per fortuna che a Verona c'è pure una scuola di formazione edilizia, l'ESAV CPT, che perlomeno cerca di colmare un po' questo gap, anche se evidentemente insomma, non è sufficiente. No, non è sufficiente. Noi abbiamo una delle realtà come scuola ECPT che, devo dire la verità, è una del fiore all'occhiello a livello nazionale, però la mancanza di bacino proprio dove raccogliere persone interessate si fa sentire e riesce a formare poche persone non sufficienti per l'esigenza della richiesta che c'è in questo momento e che ci sarà anche in futuro, perché a parte adesso questa richiesta, ma penso che la manodopera specializzata, la manodopera in certi settori come l'edilizia sarà sempre un punto critico dove dobbiamo intervenire anche noi come associazioni insieme al sindacato. A tutto questo ovviamente si aggiunge l'aumento dei costi dei materiali e l'approvvigionamento dei materiali stessi. Insomma, molte aziende sono ferme per questo motivo, perché non riescono a trovare materiale e quel poco che c'è costa tantissimo. Sì, per assurdo io faccio sempre un esempio, l'edilizia viene da 12 anni di crisi dove abbiamo dovuto inventarci di tutto e di più e credetemi, molte imprese hanno dovuto chiudere, molte hanno sofferto e hanno fatto sacrifici enormi. Adesso sembra un periodo buono perché c'è tanto lavoro, invece le marginalità ci vengono bruciate, erose dall'aumento dei prezzi. Non riusciamo a portare avanti i cantieri con la velocità che meritano e perciò i costi aumentano perché manca l'approvvigionamento delle materie prime e non ultimo, come abbiamo detto prima, manca chi in realtà riesce a rendere pratico, a rendere visibile il lavoro che è la maestranza che abbiamo bisogno in cantiere. Ecco, perdoni se torno un attimo sul tema del super bonus, però in questi giorni è stato un po' messo in discussione, alcune banche hanno stoppato anche, diciamo, la concessione del credito fiscale. Insomma, se davvero venisse stoppato questo bonus anzitempo, sarebbe veramente un bel problema per tantissime aziende che invece stanno lavorando anche grazie a questo strumento. Sì, questo è stato uno strumento che è stato la leva che ha fatto ripartire l'edilizia, ha ridato forza alle aziende e tantissime delle nostre associate hanno pacchetto clienti importante, hanno iniziato i lavori ed hanno iniziato i lavori con determinate regole e con determinate possibilità di cessione. Cambiare queste regole durante il corso dei lavori, a mio avviso, è da irresponsabili. Non è così che si gestisce una programmazione. Allora capisco che possono esserci delle truffe dove si innestano dei personaggi
che devono essere combattuti e devono essere trovate. Perciò, però anche qua lasciatemi cogliere l'occasione per fare alcuni Certo. appunti. Oggi parlano di 4 miliardi di truffe, non è così. Sono stati bloccati 4 miliardi di restituzione, ma sono stati bloccati per accertamenti. Dopo vedremo quanti sono. Sicuramente ce ne saranno, però anche qua noi come associazione abbiamo delineato delle specifiche norme a tutela delle imprese e delle banche. Noi vogliamo differenziarci da tutto e da chi non è impresa edile. Se noi chiediamo che i lavori vengano affidati ad imprese qualificate come si fa con i lavori pubblici, parliamo di denaro pubblico, le imprese devono avere le stesse caratteristiche. Noi chiediamo che gli intermediari finanziari possono essere, come si sta dicendo adesso, uno o due successivi cessioni e anche non di più, basta che siano anche qua all'interno di quei soggetti che sono riconosciuti dalla Banca Centrale o dal Ministero delle Finanze. Cosa importante ed è essenziale, guardate che il credito d'imposta, la truffa, non viene fatta nei passaggi fra uno sconto di fattura e l'altro, viene fatta all'inizio. C'è la realtà delle imprese edili che seguono le regole e il lavoro lo fanno e poi lo certificano, e c'è chi invece il lavoro non lo fa nemmeno. Ma questo non ha niente a che fare con l'edilizia, con l'economia e col 110. Queste sono truffe e a mio avviso il governo e il ministero deve combatterle in un'altra maniera, non fermare qualcosa che si sta ridando sì vigore all'edilizia, ma è il modo esatto ed è l'unico modo per poter rigenerare il nostro patrimonio edilizio e non andare a ricostruire nuove edificazioni. Dobbiamo rigenerare quello che c'è, questo è lo strumento esatto. Deve essere controllato e messo in campo in maniera corretta, e noi come associazione ANCI ci siamo e abbiamo chiesto le norme ancora dall'inizio. Chiudiamo, Presidente, con un'iniziativa di cui avete parlato anche voi. La Regione Veneto ha inviato in questi giorni al Ministero del Lavoro il proprio piano GOL, garanzie per l'occupabilità dei lavoratori. Si parla anche di percorsi di reinserimento lavorativo. Sì, allora allora, in questo periodo, in questi anni, alcune attività hanno perso, non hanno più potuto per crisi del settore usufruire della propria manodopera, e che molti sono andati in cassa integrazione o sono usciti dal lavoro. Noi nel passato abbiamo dovuto anche noi ridimensionarci, perciò ci sono delle figure che sono un po' uscite dal mondo del lavoro. Dobbiamo reinserirle, dobbiamo riformarle, perché la metodologia del lavoro in edilizia è cambiata sostanzialmente. Oggi c'è la possibilità di dell'auto remunerazione, e logico le richieste di qualificazione sono aumentate. Questo è un percorso che si deve fare all'interno delle nostre cuore, inserendo nuovamente anche chi è fermo per problemi di altri lavori. Abbiamo le possibilità con le nostre scuole, accompagnati dalla regione, sicuramente è un percorso che si deve fare. E in particolare, si legge nella nota, entro il 2025 arriveranno in Veneto circa 54 milioni da destinare proprio al reinserimento lavorativo, in modo da orientare i candidati verso gli sbocchi in cui c'è più domanda. Presidente, grazie per essere stato con noi e per averci dato questo importante aggiornamento, sperando davvero che possa essere invertita la tendenza e anche l'edilizia possa trovare queste figure specializzate che, insomma, in tempo di crisi occupazionale, insomma, le opportunità di lavoro ci sono. Quindi è un po' paradossale la situazione, che non riguarda solo l'edilizia, abbiamo parlato anche di altri settori, dal settore del turismo, la ricettività. Insomma, è una situazione un po' strana, anomala. Sì, è una situazione che il nostro paese non viveva, perché noi siamo stati sempre specializzati per essere un grande paese sulla manualità, sulla Certo. manodopera, dove era il nostro punto di forza. È vero che stiamo cambiando, stiamo andando verso altre direzioni del lavoro, ma credetemi, la soddisfazione che si può avere anche nell'uso delle mani, l'uso della manodopera, quello che si può creare, e nelle nuove edilizie dove andiamo andando incontro, credo che anche per le generazioni future potranno trovare soddisfazioni sia economiche che di vita e professionali. Grazie Presidente, le auguro una buona serata. Grazie a lei, buona serata a tutti voi. Verona Economia per stasera termina qui, noi ci vediamo domani, buona serata.